Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Giornate FAI d'autunno, aperti 40 siti in Sicilia, 10ª edizione dell'iniziativa del Fondo Ambiente Italiano. Sabato 16 e domenica 17 ottobre tornano le giornate d'autunno del Fondo Ambiente Italiano. I gruppi giovani del FAI, con il supporto di tutti i gruppi FAI, organizzano visite in centinaia di luoghi solitamente inaccessibili oppure poco noti e che necessitano di essere valorizzati. In Italia si tratta di 300 siti che potranno essere visitati, in Sicilia sono 40, poco conosciuti e difficilmente accessibili in 21 comuni. Tra i luoghi aperti ci sono palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, esempi di archeologia industriale, musei e siti militari. Non mancano itinerari nei borghi, percorsi naturalistici e visite a luoghi verdi, quali parchi, giardini urbani, cortili e orti botanici, spesso sconosciuti agli stessi abitanti delle città coinvolte, con l'obiettivo della diffusione di una più ampia cultura della natura. Le 40 iniziative siciliane sono state presentate ieri a Palazzo dei Normanni. Era presente anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, che ha concentrato l'attenzione sulla visita ai cantieri di restauro di palazzo ex Ministeri di Palermo di proprietà dell'ARS. Il palazzo a causa dei lavori è attualmente chiuso e verrà riaperto appositamente per il Fondo Ambiente Italiano. Per partecipare ad ognuna delle 40 iniziative è necessario prenotare sul sito www.fondoambiente.it. Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI, è infatti suggerito un contributo non obbligatorio. La donazione online consentirà a chi lo volesse di prenotare la propria visita, assicurandosi così l'ingresso nei luoghi aperti, dal momento che per garantire la sicurezza di tutti i posti saranno limitati. Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid-19. L'accesso sarà possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde, Green Pass, che è richiesta anche per l'ingresso ai luoghi di carattere naturalistico. Trovate l'elenco dei luoghi coinvolti nell'iniziativa nel nostro sito www.lanazionesiciliana.eu. Parco delle Madonie, riqualificazione piano battaglia. Firmata la consegna dei lavori di sistemazione della strada di accesso alla stazione sciistica. È stata firmata ieri nella sede del Parco delle Madonie a Petraria Sottana la consegna dei lavori per la sistemazione della strada di accesso alla stazione sciistica di Piano Battaglia. L'intervento del valore di 1.200.000 euro è finanziato dalla struttura contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della regione Nello Musumeci. I lavori dovranno essere completati entro 240 giorni. L'intervento rientra nel progetto di riqualificazione di Piano Battaglia deliberato dal governo regionale dopo un sopralluogo del presidente Musumeci 2 anni fa. Il progetto comprende strada di accesso agli impianti, elisuperficie, spazi per infermeria, informazioni turistiche, forze dell'ordine, guide alpine e bagni pubblici. Erano presenti alla consegna dei lavori il presidente Musumeci, l'assessore regionale al territorio Toto Cordaro e il direttore dell'ufficio contro il dissesto Maurizio Croce. Mentre diamo il via alla riqualificazione di questa importante stazione di villeggiatura, ha dichiarato Musumeci, rimane viva la preoccupazione per l'inattività degli impianti di risalita a causa di un contenzioso tra la ditta e la città metropolitana. Una situazione di stallo che rischia di far saltare anche la prossima stagione invernale. A giorni promuoverò un incontro con il sindaco Orlando, il titolare dell'impresa e i rispettivi legali per verificare la possibilità di trovare un'intesa. Istruzione. La Regione assegna 7.700.000 euro a 431 istituti per attrezzature digitali. Pubblicata la graduatoria definitiva. Pubblicata la graduatoria definitiva dei 431 istituti scolastici siciliani che riceveranno gli oltre 7.700.000 euro stanziati dal governo Musumeci per l'acquisto e l'installazione di attrezzature digitali. La dotazione di 7.700.000 euro a valere sul POFESR Sicilia 2014-2020 per il finanziamento di interventi infrastrutturali
per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore per l'apprendimento delle competenze chiave sarà distribuita a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia che hanno partecipato all'avviso pubblico. L'opinione, un campanello d'allarme per il centrodestra siciliano. Le elezioni in 42 comuni siciliani, di cui 13 con il sistema proporzionale, vanno prese per quello che sono, ovvero sia un test locale con scarsa valenza regionale, anche e soprattutto per l'elevatissimo numero di liste civiche che falsano qualunque lettura del risultato in chiave politica generale, ma alcuni segnali è possibile leggerli. Il primo è relativo al forte astensionismo, l'elettorato è stanco e non capisce e soprattutto si avverte come inutile e quindi non va a votare. Non è più una forma di protesta, è soprattutto senso di inutilità e rassegnazione. Molti astensionisti sono ex elettori 5 Stelle che non sono riusciti ad elaborare la disillusione. I partiti devono stare attenti a un aumento così eclatante dell'astensionismo perché è un fenomeno che può crescere ancora e perché è molto difficile che un ex elettore torni ad essere un elettore. Il secondo segnale che arriva da queste elezioni è che non c'è più nulla di scontato. Il centrodestra continua ad essere il vincitore probabile delle prossime regionali, ma non è più il vincitore certo. C'è un elettorato di centrodestra che è stufo dei continui litigi e della mancanza di strategia di una coalizione che dà sempre l'impressione di essere incapace di scegliere prima dell'ultimo minuto. Questo elettorato vuole essere convinto e se non lo convinci la prossima volta non ti segue. Il terzo segnale, poco rilevato dagli osservatori ma evidente analizzando i dati dei comuni con sistema proporzionale, è il crollo dei 5 Stelle, con l'eccezione del sindaco di Alcamo, che grazie all'enorme successo personale riesce a mascherare il tonfo dell'intero movimento. I grillini sono presenti con la loro lista o liste delle quali fanno parte in 11 comuni su 13, in 4 non raggiungono neppure il quorum del 5% e in nessuno dei 7 comuni rimanenti raggiunge un numero di voti a doppia cifra, neppure ad Alcamo. Cancelleri ha detto che il voto era stato un preavviso di sfratto per Musumeci. I numeri dicono invece che il preavviso lo hanno avuto i 5 Stelle, che ovviamente rispetto a 5 anni fa hanno perduto anche i sindaci di Favara e Porto Empedocle, mantenendo soltanto Alcamo grazie al successo personale del sindaco uscente. L'ultimo messaggio di queste elezioni è relativo alla scelta dei candidati a sindaco. Hanno vinto dovunque o sono entrati in ballottaggio i candidati che avevano posto la propria candidatura con molto anticipo. La campagna elettorale per i candidati sindaci è diventata un percorso e in questo percorso chi parte prima ottiene un grande vantaggio. Il centrodestra ne deve tenere conto nella scelta del candidato sindaco di Palermo, che deve essere individuato certamente prima di Natale. Ma il ragionamento vale anche per la regione. Se qualcuno valuta che il candidato a presidente debba essere diverso dall'attuale, lo deve dire adesso e deve subito proporre l'alternativa. In caso contrario ci si stringa, come noi auspichiamo, al presidente in carica e si apra ufficialmente la volata di un anno intero per riconquistare la regione e completare il processo di rinnovamento e sviluppo iniziato 4 anni or sono. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.